Il primo segno fu uno sguardo ingigantito dal pensiero. Ti conoscevo per sentito dire, ma in fondo al cuore già ti avevo. Così passavo i pomeriggi la tua strada. Ero d'accordo con il giornalaio che mi avvertiva se non eri ritornata, e mi ricordo che era giugno quando ti ho vista uscire dal cortile. Avevi un mucchio di parole chiuse in mezzo al petto che avevo voglia di sentire, che avevo voglia di sentire. E cominciamo a fingere di non sapere chi eravamo, snocciolavamo tutti i nomi degli amici che avevamo, e l'aria calda intorno a noi non si muoveva quasi più. Poi ti ho portata dove tu non eri ancora stata mai, e stentavamo a crederci, ma eravamo noi. Poi cominciamo a crederci perché eravamo noi. Tornammo a casa molto tardi e lì per lì non ci rendemmo conto che quello che sembrava un cielo frantumato era soltanto l'alba di un incontro, era soltanto l'alba di un incontro. E cominciamo a fingere di non sapere chi eravamo, snocciolavamo tutti i nomi degli amici che avevamo, e l'aria calda intorno a noi non si muoveva quasi più. Poi ti ho portata dove tu non eri ancora stata mai, e stentavamo a crederci, ma eravamo noi, ma continuammo a crederci perché eravamo noi, eravamo noi, eravamo noi. Ciao Gianni. Ciao Franco, come stai? Bene, bene. È un piacere rivederti. Quando ricanto le mie canzoni mi rituffo esattamente nel momento in cui le ho scritte, rivivo anche certe storie che poi sono successe anche dopo averle scritte. Beh, per forza. E il bello delle canzoni è quello. Che bel lavoro che hai fatto, Franco, devo fare i miei complimenti proprio di cuore, hai fatto un lavoro bellissimo. E così come prima mia riflessione dopo averlo visto, sentito, più visto che sentito si può dire, perché i filmati che abbiamo mandato erano tanti, ho pensato che tu avessi fatto un lavoro all'americana, diciamo all'americana, così ci capiamo subito, e cioè il coinvolgimento di quei musicisti bravi che finalmente attraverso te hanno avuto un volto.
Sì, perché io penso che comunque non è un caso se ho voluto chiamare questo album Fortissimissimo, perché Fortissimissimo sono le 3 F che generalmente il compositore, il maestro mette sulla musica quando vuole che in quel momento tutta l'orchestra suoni al massimo della concentrazione e della potenza anche. E quindi questa idea, che è nata anche così un po' per gioco qualche anno fa, devo dire che mi ha dato così la gratificazione di avere in questa mia antologia sonora della storia della mia vita la collaborazione, oltre che degli arrangiatori e produttori che ho incontrato nel mio percorso dagli esordi fino a questi giorni, anche veramente la presenza di musicisti storici, ma comunque avremo modo magari anche di vederne qualcuno, perché credo che sia il valore di questo disco. Credo che sia proprio quello, cioè il fatto di avere dato finalmente, come dici tu, comunque anche un'importanza proprio peculiare a chi ha suonato. Io in questo libretto che ho fatto personalmente ho proprio scritto, a parte gli inediti di cui ci sono i testi, ma ho proprio voluto scrivere canzone per canzone chi ha suonato in questi arrangiamenti, anche devo dire molto originali, ecco. Una cosa che tu hai sempre voluto sottolineare, che vorrei che tu ripetessi affinché io la digerisca completamente, perché credo di averla capita in parte, cioè tu non hai voluto che chi avesse arrangiato in precedenza quel brano, trovandosi ora di fronte allo stesso brano, facesse la stessa cosa. Questo hai in praticamente pratica. È successo questo, che io ho invitato veramente da Pinuccio Pirazzoli, che è stato il mio primo produttore arrangiatore negli anni 80, proprio nell'80, fino a Stefano Barzan, che invece ha curato i brani degli ultimi inediti. Ecco, lui chiaramente ha realizzato gli inediti, Stefano Barzan, mentre invece Pinuccio Pirazzoli, Fio Zanotti, Mario Natale, Luca Orioli, insomma ci sono 13 arrangiatori, Danilo Madonia, poi mi verranno in mente. Diciamo che ho preferito che scegliessero liberamente dal mio repertorio, ma con un piccolo veto, quello di scegliere la stessa canzone che avevano scelto all'epoca. Ecco, quindi il mio mondo rimane sempre quello, però con un'ottica diversa. Con un'ottica diversa. Ci sono certe canzoni, che mi piace anche raccontare, che tante canzoni di quelle che poi fortunatamente sono state cantate anche da altri grandissimi interpreti, io non è che le avevo scritte consapevole del fatto che le avrebbero poi cantate loro. No. Io le avevo scritte per me, in collaborazione poi con grandi autori, Berlincioni, Debs, Accogliati. Certo. E solo poi in un secondo momento, in un secondo tempo. andate... Per esempio, pensa che questa canzone, che tu magari ricordi, la ricordi? Era un minuetto. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio, se tu non ci sarai. Ed era proprio fatta così. Poi nasceva minuetto, nasceva quindi. Minuetto, Tu pensi. E poi è successo che invece allora c'era un direttore artistico, si chiama Nicorelli, alla Warner, e decisero di trasformarla un po' più nel mondo di Drupi, quindi un po' più come quando Drupi faceva le canzoni Sereno è, insomma, Samba Rio, ed è diventata così. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio, se tu non ci sarai. Quegli occhi così grandi da fare invidia al cielo, e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso, lo prenderò per mano, poi come un aeroplano ti guarderò passare, perché sei come il vento e non ti si può fermare. Regalami un sorriso, lo porterò per sempre con me.
dico, te ascoltandoti, no? Mi viene in me, mi fa ricordare pure quando noi abbiamo avuto, anche noi due abbiamo avuto una piccola collaborazione di una canzoncina molto molto carina. No, quello che mi fa riflettere sul tuo modo di essere cantante, che tu hai, per tua fortuna, come dono di natura, e anche perché magari ci hai studiato, ci hai lavorato, c'hai un'estensione rotonda. Nel senso, che significa che tu non hai impedimenti di nessun tipo, non ci sono ostacoli nella salita, perché tu parti con dei gravi accettabilissimi, i tuoi bassi sono bellissimi, gradevolissimi, e mano a mano poi ti allarghi, vai nel medio, poi vai nell'alto e poi vai nell'altissimo, ecco. E lì metti in crisi uno come me che dice non ti posso più seguire. Ma infatti uno che almeno così, io poi dopo ci ho lavorato su questa cosa, sì. E mi hanno... è stata una grandissima scuola quella di aver lavorato con i bambini, perché con i bambini tu devi praticamente scrivere le canzoni che stiano nell'intervallo di 8 note. L'intervallo vuol dire tra la nota più bassa e la nota più alta. E allora, per esempio, questa canzone, che è una canzone che io avevo presentato a Sanremo tanti anni fa con un altro testo che faceva così. È un turbo a 4 zampe, ma il motore non ce l'ha. E quando fa un po' freddo non si muove dal garage. Fai 30 con 1 litro d'aranciata, sai perché? È il meglio dei cammelli catalitici che c'è. Ma che cammello è? Ma che modello è? Il Catalicammello più ecologico che c'è, il Catalicammello colore caramello, ed è naturalmente amico dell'ambiente. Facciamo un giretto sul tuo Catalì, ok, venite qui, Catalì, Catalì, Catalì. Ci avevi creduto però. Sì, onestamente sì. Mi spieghi, Franco, che significa? E questa è proprio una canzone, sì, fatta, vedi, in 6 note, certo. 7 note. Mi spieghi che significa quella, tra parentesi, dopo il titolo Ti lascerò, sì, tra parentesi, le ultime 3 cose? Guarda, te lo spiego così. Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere, così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò, ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Ma quando avrai davanti agli occhi altri 2 occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò
lascerò, di me ti lascerò, le ultime 3 cose, queste parole, un bene immenso ed il mio nome. Puoi sceglierne una sola, o se tu vuoi nessuna, ma almeno non dimenticarmi. Ed il tuo orgoglio lo sentirai gridare, ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò, ti lascerò. Ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro, è Questa bellissimo. parte era Quel passaggio è molto bello, sì. era stata tagliata, insomma, certo. perché a Sanremo sai che bisogna stare in certi tempi, e così le ultime 3 cose si limitarono ad essere un ti lascerò, ma che invece con quelle ultime 3 cose poi nel disco, adesso qui non l'ho cantata, ma finisce dicendo che ma ti lascerò ma non ti lascerò mai. Ma non ti lascerò mai. E poi alla fine anche quando 2 persone si lasciano, sostanzialmente non vivono più la propria vita insieme, ma dentro secondo me continuano Certo. a stare insieme. Noi O no? ne sappiamo qualcosa, siamo abituati a queste cose. Bene. Che dire, quando uno dice che dire? Vogliamo continuare su questo piano? Sì, in questa su direzione? Questo piano. Ma guarda, c'è una canzone che devo dire che mi piacerebbe però questa canzone raccontartela con delle immagini. Però per presentarti, intanto così la regia magari le prepara, ti faccio sentire l'antefatto di quella canzone. Io, sempre insieme a Fabrizio Berlincioni, in tempi non sospetti, abbiamo scritto una canzone che parlava del pensiero, no? Di diventare padre e quindi di essere all'altezza o no del ruolo, incarnare quel ruolo lì. E abbiamo scritto questa canzone, ma dove la protagonista era ancora la persona che in quel momento stava diventando madre. Quando mi hai detto portami via, non ce la faccio, è una pazzia. Tu difendevi una scelta non solo tua. Forse era presto essere in 3, un imprevisto anche perché io stavo bene, per questo mi bastavi tu. Tu che hai deciso di darmi qualche cosa in più. Un bimbo che non c'è, quel bimbo chiuso in te, in quel tuo grembo desiderato, disabitato, non l'avrei detto mai, un bimbo anche per me, quel bimbo chiuso in te, ancora non è nato e non ci fa dormire già. A chi assomiglierà, chissà se sarà biondo, e quale quanto amore in questo mondo troverà, che ci assomiglierà, è facile predirlo, ma ancora non è nato e non ci fa dormire già. Non spaventiamoci se in teoria ci ammaleremo di gelosia nel preparare il terreno per la vita sua, di un bimbo che non c'è, che vive dentro te, in tuo grembo desiderato, disabitato, non l'avrei detto mai, un bimbo anche per me, quel bimbo chiuso in te, ancora non è nato
e non ci fa dormire già. A chi assomiglierà? Chissà se avrà un fratello e quale quanto odio in questo mondo troverà, che ci assomiglierà, è facile predirlo, avrà lo stesso orgoglio che ci aiuta a dire che lui nascerà e ci unirà di più, magari nel profondo, ma ancora non è nato e non ci fa dormire già. Ancora non è nato e non ci fa dormire già. Quasi quasi la regia può mandare il filmato registrato dal vivo. Ancora non è nato e non ci fa In occasione del mio 50° compleanno mi è venuta voglia di organizzare una festa, invitando le canzoni che ho scritto, da quelle più famose a quelle più nascoste, ma non per questo meno importanti per me, eccetera, eccetera, eccetera. È simpatica come cosa. Questo è un po' il motivo per cui ho aperto questo libretto, però in realtà c'è una canzone che dopo tanto tempo mi ha fatto venire di nuovo la voglia di rimettermi in gioco, ed è una canzone che mi piacerebbe fare vedere al pubblico. Noi l'abbiamo già visto in una delle puntate bellissime di Mille Voci. È una canzone che si intitola Una piccola parte di te. Sì. E l'arrangiamento di questa canzone me l'ha voluto regalare Fio Zanotti, che aveva in effetti arrangiato Ti lascerò nell'89. E lui ha scelto questa canzone perché forse anche lui, in quanto padre di un figlio diventato grande, ha riconosciuto nei passi di questo testo anche il suo modo di esprimersi a livello di arrangiatore. Certo. E quindi lo vediamo. Sì, vediamolo, dai. Crescono i figli, non li tieni più in braccio e diventi un ostaggio per il loro futuro, e si alza quel muro che non c'era mai stato, che segna il confine tra preteso e già dato. Quando crescono i figli non ti danno più retta, hanno sempre ragione, hanno troppo di fretta, sanno dirti soltanto buonanotte o buongiorno, e ti accorgi che è meglio se ti levi di torno. E allora ripensi ai tuoi genitori, le tue insofferenze, i loro timori, e basta quelloni o castelli di sabbia, il mondo era fuori, tu dentro una gabbia, e tutto ritorna, ma cambiano i ruoli, la scuola, lo scooter, gli amici, gli amori, i figli ne fanno di tutti i colori, vai fuori di testa, ma poi li perdoni. Quando crescono i figli c'è uno scontro diretto tra le loro esigenze e il tuo mare di affetto. Chi si sente già grande, chi si sente più vecchio,
poi ti guardi allo specchio e quel ragazzo davanti ai tuoi occhi sei tu. Che fanno, sai che c'è sempre una piccola parte di te. E anche se poi se ne vanno, con loro resta per sempre una piccola parte. Spostati, spostati. Di te. Emanuele, non so se sei capito, ma è mio figlio. Emanuele è un ragazzo di oggi, un ragazzo con tutta la voglia di vivere e con tutta la voglia di essere il futuro. E ha scritto anche lui delle cose, lui non canta. Dice, con tutta la fatica che fai tu, perché devo cantare io? E allora ha deciso di suonare il pianoforte. Anche se lui però c'è da dire che soprattutto è autore di quello che vi fa ascoltare. Bravo, veramente. Questo era il concerto di presentazione di questo progetto bellissimo al Teatro San Babila di Milano. Esatto, sì, sì. Ciò accadeva il 10 dicembre. Il 10 Quest'anno dicembre. sono venuti una rappresentanza dei musicisti e poi li vediamo in chiusura di trasmissione. Eravamo alla fine in 38 sul palco. Madonna. E ci sono stati dei momenti emozionanti. Chiaramente quando ho cantato questo pezzo mi si è azzerata la salivazione dall'emozione, ma anche perché è stata un'idea proprio di Emanuele. Ha detto, quella di venire allora, a sorpresa. Esatto, diciamo. Sì. Devo dire che sono contento perché questa canzone è nata proprio quando lui era un po' più piccolo, verso i 13-14 anni, e quindi mi sono ritrovato a farle. Pensa, questa canzone l'ha cantata al Festival di Sanremo Fausto Leali, sì? Qualche anno, però probabilmente in un'altra prospettiva. Poi sai, il Festival di Sanremo è stato era tra l'altro un festival importante di Bonolis, dove io avevo anche un'altra canzone che ti accenno, non so se ti dice niente questo titolo. Ti voglio senza amore, senza una dipendenza, e la morale persa nel labirinto che c'è dentro il cuore. Ti voglio senza amore, purché non sia in perdenza il mio senso di incoscienza.
per non farmi male, eccetera eccetera. Iva Zanicchi, la portata, ci fu un grandissimo scandalo perché Benigni aveva poi fatto lo sketch prima che lei cantasse. Sì, ricordo vagamente, sì. Comunque magari poi la approfondiamo in una puntata di Mille Voci. E che mi dici di Ti lascerò? Beh, Ti lascerò, ti ho spiegato che nel disco, come tante altre canzoni, hanno il testo originale. Una di quelle, per esempio, è questa qua, Mi manchi. Ah, ecco, Mi manchi appunto. Sì, Mi manchi ha una strofa che il grande pubblico non conosce perché fu omessa dalla stesura poi del Festival di Sanremo. Adesso ti canto solo da quella strofa lì, Come l'ombra di qualcosa ancora mia, mi manchi. Nei tuoi sguardi, in quel sorriso effervescente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù. E tu mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Sei come il vento quando piove, che può soffiare l'acqua dove vuole, salvando i miei pensieri dalle sabbie mobili. Mi manchi e potrei cercarmi un'altra storia, ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine, la sveglia fredda delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi, se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che mi manchi. Senti, se no meno, Ma questa secondo me avresti potuto cantarla anche tu, sono sicuro. Vediamo se te la ricordi, ma credo di sì. Ma dove va a finire il cielo se gli rubiamo tutto il blu? Se le mie braccia hanno preso il volo. Se le mie braccia hanno preso il volo. Qui è facile. Amo, io amo, tu, solamente tu. Vai. Noi fra queste mura non sarai più sola. Amo, io amo, mi viene le ali, mi viene. Io amo, io amo, grande Gianni. Ma magari l'avessi potuta cantare io. Bene, posso fare questa cosa adesso? Cosa? Dimmi tu se la posso fare. Posso leggerla questa cosa? Adesso sì, la perché posso... mi sa che ci dobbiamo salutare. Ci dobbiamo salutare? Stiamo andando verso la fine. Allora, senti quanto è bella questa. Ci sono diversi elementi importanti per fare un mestiere e sono ancora più importanti se questo mestiere è quello dell'artista. Il primo è la fatica, la grande fatica di riuscire a fare bene quello che fai. Usare con rispetto e attenzione i moduli che hai a disposizione, siano essi note, parole, colori o pietre. Questa fatica è possibile solo se è spinta dall'altro elemento importante, che è the passion, la passione. Senza la passione non potresti sostenere la fatica e ti adatteresti a formule che vanno sempre bene e non faresti niente di tuo, assolutamente no. L'ultimo elemento è forse il meno importante, ma sempre forse il più gratificante, è il risultato, il successo.
Franco di successi ne ha avuti tanti, Franco sarebbe questo signore che sta a fianco a me, ed è giusto che oggi li raccolga tutti insieme per farne uno specchio che gli rimandi l'immagine di tutto il suo lavoro e gli dia la conferma che il suo posto se lo è meritato, e alla grande, aggiungo io. Questa è la strada che hai percorso, adesso vai avanti, Franco. Bello, eh? Grazie. Questo è firmato da uno che è un amore nostro, diciamo, a livello di stima professionale, Gino Paoli. Eccolo qua, Eccolo senza qua. fine, speriamo che sia di buon auspicio. Io devo dire una cosa, Sì. una canzone di questo album, fortissimissimo, si intitola Fiore di campo di primavera. Sì. È stata la canzone con la quale io ho conosciuto Bruno Lauzi, ma Bruno Lauzi non ha inciso questa canzone. Abbiamo poi scritto altre canzoni, Certe cose si fanno, che ha cantato Mina, L'amore che mi devi, che invece io ho inserito in questo album. Però la cosa bella è che ho voluto in qualche maniera ringraziare Bruno a distanza, andando a Rocchetta Tanaro, che è il posto dove lui spesso andava in vacanza in Piemonte, e in campagna abbiamo realizzato un coro, proprio un coro di campagna, che ho voluto mettere nel brano. E questo coro l'ho battezzato Gli amici di Bruno. Ed è stato proprio lì che è nata questa conoscenza con Gino Paoli, perché anche Gino Paoli era nel coro degli amici di Bruno. Che fantastico. E questa cosa è molto bella, c'era anche il medico condotto, il sindaco, c'erano un sacco di invitati, insomma, mi ha fatto molto piacere. E proprio di questa canzone mi sembra anche una maniera carina di chiudere questo speciale che mi avete voluto dedicare, sempre dal Teatro San Babila. È proprio la canzone che, sotto la direzione di Luca Orioli, che ha curato gli arrangiamenti, abbiamo realizzato e cantato in 38 sul palco questa canzone, Fiore di campo di primavera. La vediamo? Io direi di salutarci con quella, no? Ci salutiamo con quello. Ciao Franco, è veramente... Ciao grande. Ciao. Ma certe volte cos'è più bello di uno stornello di quelli indoor che ci riporti 1000 anni indietro, magari in gita o che ne so, in 100.000 ma ognuno solo, col cuore in gola là in fondo al bus, a scompigliare con incoscienza qualche segreto, qualche virtù. Un fiore di campo di primavera, un tunnel nero davanti a noi, correva in fretta, sembrava un treno, non si voleva finisse mai. Tanto più in là c'era comunque il sole, tanto l'estate era sempre là. Meglio sognare, meglio una promessa, giurasi amore per l'eternità. Fiore di campo di primavera, nero, 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 non doveva finire più. Fiore di campo di primavera, nel tunnel nero, 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 illuminato da una certe volte cos'è più bello di uno stornello di quelli indoor che ci riporti 1000 anni indietro, magari in gita o che ne so, a quel che eri, a quel che ero, a quello che domani si vedrà, e sulla scia di quei misteri giocare al sogno che verrà. Meglio una promessa, giurasi amore per l'eternità, tanto l'estate sempre fuori, tanto la corsa non finiva là. Meglio cantare, meglio una carezza, giurasi amore per l'eternità. Luca Orioli e la sua Mega Big Band Orchestra.
Grazie Luca.